delle Regioni a Venezia, il Presidente della Repubblica Mattarella nell'intervento a Palazzo Ducale parla di autonomia e lancia un forte richiamo alla leale collaborazione nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione. Una Venezia blindata ha accolto il Presidente della Repubblica, che è stato anche protagonista di una breve visita a San Marco, il saluto del sindaco Brugnaro, le sfide per il futuro. Autonomia, il governo approva il disegno di legge delega sui LEP, intanto a margine del festival i commenti sulla crisi della giunta regionale del Friuli e il possibile effetto domino su Veneto e Lombardia. Ed è scontro sull'autonomia differenziata, i governatori del sud e della centrosinistra ribadiscono il loro no, serve una riforma equa e solidale, dicono. La morte della 17enne Anna Chiti, caduta dal catamarano a Sant'Elena. In un video gli istanti dell'incidente, intanto emerge che la ragazza non avrebbe avuto alcun contratto di lavoro. L'inchiesta per il delitto di Chiara Poggi irrompe a Venezia. Domani il fratello di Chiara Poggi, Marco, che vive a Mestre, sarà sentito in laguna dal PM di Pavia. A Venezia il cardinale Ravasi, una delle figure di spicco della Chiesa italiana, racconta in una nostra intervista esclusiva i giorni che hanno preceduto l'elezione del nuovo pontefice. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio. Oggi l'avvio della zona rossa tra le polemiche all'Arcella e a Padova, domani il vertice in prefettura a Treviso per stabilire tempi e modi della zona rossa nel capoluogo della Marca, mentre da giorni in città si discute tra esponenti politici, cittadini e commercianti. Dunque lo vedete, vi chiediamo sicurezza, la zona rossa è uno strumento efficace? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Venezia al centro della politica nazionale con la seconda giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, ospite d'onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nell'intervento a Palazzo Ducale parla di autonomia e lancia un forte richiamo alla leale collaborazione nel rispetto dei limiti e delle competenze stabiliti dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. È un forte appello alla leale collaborazione tra Stato e Regioni, quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia dal palco del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con un intervento non previsto nel programma della giornata, della quale il Capo dello Stato è ospite d'onore, che chiude gli interventi della mattina. Fin da subito il Presidente si riferisce all'autonomia, presente tra i principi fondamentali della Costituzione. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti dal dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Parole chiare e precise con le quali il Capo dello Stato circoscrive gli ambiti d'azione delle singole regioni e i molteplici intrecci di competenze tra regioni e Stato nell'interesse dei cittadini. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica. Mattarella richiama quindi le regioni alla leale collaborazione e sussidiarietà, riferendosi all'intervento sulla governance multilivello del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che l'ha preceduto. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione, non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle gestioni commissariali in ambito sanitario. Tema dell'autonomia centrale anche nell'intervento del Presidente Zaia. Questo Paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle due velocità, non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito.
senza andare in cerca di responsabili. Zaia cita le prossime Olimpiadi Milano-Cortina ed il merito di averle portate in Italia che va, dice, agli enti locali dei territori. Vi lascio con un pensiero: l'autonomia, se non la facciamo per scelta, la dovremo fare per necessità. Una Venezia blindata, ha accolto il Presidente della Repubblica, che è stato anche protagonista di una breve visita a San Marco, il saluto del sindaco Brugnaro e le sfide per il futuro. Della Repubblica Sergio Mattarella, la stretta di Il Capo dello Stato approda a Piazza San Marco poco dopo le 11. Il Festival delle Regioni lo riporta a Venezia dopo le celebrazioni del 4 novembre scorso. Tra i turisti c'è chi lo saluta, tanti gli applausi nel breve tragitto che lo porta a Palazzo Ducale, scortato dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal sindaco Luigi Brugnaro. In anticipo sulla tabella di marcia, il Presidente della Repubblica entra nella sala dello scrutinio, luogo simbolo della grandezza nella storia veneziana, qui l'inno d'Italia, poi il saluto del primo cittadino che elenca le sfide del presente e quelle del futuro. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta. Per affrontare i cambiamenti climatici, da qui la specialità di Venezia, l'innovazione tecnologica, la conversione green di Porto Marghera, la transizione energetica, siamo polo di sviluppo per l'idrogeno, per affrontare le guerre fisiche e quelle commerciali, le variabili dell'intelligenza artificiale, l'immigrazione, la competizione tra territori, per attrarre giovani talenti, da qui il progetto Venezia Città Campus, e investitori internazionali. Serve unire le forze, non dividersi, serve agire insieme, in spirito di concordia. Ed è una Venezia blindata quella che ha accolto Mattarella, poi protagonista di una veloce visita nella Basilica di San Marco tra suggestioni e raccoglimento, poi un breve saluto anche ai ragazzi social del progetto Veneto Creators, schierate tutte le forze dell'ordine, la presenza dei cecchini scelti sui tetti, i corazzieri, poi il saluto alla città, di certo un arrivederci. Presidente, è un piacere. La crisi di giunta in Friuli Venezia Giulia irrompe al Festival delle Regioni. Non ci sto ai giochi di potere, dice il presidente Massimiliano Fedriga, e non si esclude un effetto domino su Veneto e Lombardia. Annullata la partecipazione della premier Giorgia Meloni, attesa per domani. Una nota di Palazzo Chigi parla di febbre. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Fuori Palazzo Ducale, il leghista Massimiliano Fedriga certifica la crisi di giunta in Friuli Venezia Giulia, dove le inquietudini tra Lega e Fratelli d'Italia sono deflagrate sul tema della sanità. Sullo sfondo un'intervista molto critica di Luca Ciriani, ministro meloniano pordenonese, letta come un attacco all'esecutivo regionale e al suo presidente, da qui il rendezvous dall'esito ancora incerto e che potrebbe innescare un effetto domino politico anche in Lombardia e in Veneto, dove la campagna elettorale di fatto è già iniziata. Io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga. Mi auguro proprio di no, se si lasceranno prendere dalle sirene di altri ragionamenti, allora valuteremo quello che succederà. Quali altri ragionamenti, Presidente? Altri ragionamenti di carattere politico e non legati all'interesse dei territori, all'interesse dei nostri cittadini. E se così sarà faremo le valutazioni del caso. A inasprire il clima nel primo pomeriggio l'impugnativa da parte del governo della legge della provincia autonoma di Trento sul terzo mandato, al pari di quanto fatto con la Campania, ma il trentino ha uno statuto speciale, non certo un dettaglio come sottolineato dallo stesso Maurizio Fugatti prima dell'incontro con Mattarella e della riunione del Consiglio dei Ministri. Se dovesse esserci un'impugnativa sarà una scelta politica, le scelte politiche sono legittime, sia chiaro. Tutte le scelte politiche sono legittime.
Chiaro che lo stop al terzo mandato per Trento abbia riflessi sul Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale dove Fedriga è quasi a metà del suo secondo mandato e dove, in linea teorica, sarebbe in tempo utile, nel caso di ritorno anticipato alle urne, di ricandidarsi. Il diretto interessato però allontana ogni sospetto. Non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa. Terzo mandato, crisi friulana, fibrillazioni preelettorali in Veneto. Dalla Lega Roberto Marcato in una nota parla di segnali chiari di stampo romanocentrico, più che festival delle regioni, il festival delle tensioni. Ed è scontro sull'autonomia differenziata. I governatori del sud e del centro-sinistra ribadiscono il loro no, e questo nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per l'attuazione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione. Io ritengo che si sia insistito in questi ultimi mesi su questo concetto di autonomia differenziata che in qualche modo suona un po' stonata rispetto a quello che invece è emerso stamani. Stamani è emerso un concetto ben più alto che è quello dell'autonomia, non differenziata, ma invece equa e solidale. Si fa presto a dire autonomia, ma è chiaro che a Palazzo Ducale ognuno abbia la propria idea e se la tenga pure stretta. L'autonomia differenziata di cui parlano Luca Zaia e Massimiliano Fedriga non è quella dei colleghi Dem, Gianni per la Toscana o il pugliese Emiliano, che davanti al capo dello Stato lancia allo stesso Zaia una stoccata e marca la differenza di vedute. Ringrazio Luca Zaia che ha un po' approfittato oggi, ma io non gli posso in sua presenza opporre nulla, lo farò poi separatamente in privato. Emiliano, che poco prima di entrare nella sala dello scrutinio era ritornato con i giornalisti sulla pronuncia della Corte Costituzionale dell'autunno scorso, definendo addirittura chiusa la partita sull'autonomia differenziata, tant'è, a Roma si va avanti, o così sembra. Dal Consiglio dei Ministri, convocato praticamente in contemporanea, arriva l'ok al disegno di legge sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, norma indispensabile per attuare la riforma per le materie più delicate. Intanto, tra i governatori di centrosinistra si guarda anche alla partita veneta del post Zaia. La presidente sarda Alessandra Todde dà alcuni consigli spassionati. Il centrosinistra deve trovare valori e soprattutto concretezza. Il popolo veneto è un popolo concreto. Lei vede un'Alessandra Todde veneta? Non lo so, io spero in un governatore che possa essere rispondente a quello che i veneti vogliono. E siamo alla cronaca. La morte di Anna Chiti è stata ripresa dalle telecamere del club nautico in cui aveva iniziato a lavorare. Intanto questa mattina nell'istituto superiore da lei frequentato è stato osservato un minuto di silenzio. Le telecamere di videosorveglianza del club nautico Maria Sant'Elena hanno ripreso il momento in cui Anna Chiti, la 17enne morta nel suo primo giorno di lavoro, cade dal catamarano. Anna, riferisce il titolare scioccato dall'accaduto, stava tentando di saltare sul pontile con la cima in mano, ma è inciampata finendo in acqua. È riemersa tentando di risalire, ma la cima è stata agganciata dall'elica in movimento e l'ha trascinata giù. Questa dunque sarebbe la tragica dinamica che avrebbe ucciso Anna. Le immagini sono state consegnate agli inquirenti che ora hanno il compito di ricostruire l'esatta dinamica. Poi il magistrato deciderà se disporre o meno l'autopsia sul corpo della 17enne. Intanto a Malcontenta, dove la ragazza viveva con la famiglia, nessuno risponde al citofono. Il papà Umberto ha passato gran parte della giornata in Capitaneria di Porto insieme agli uomini della Guardia Costiera che eseguiranno controlli approfonditi. Mentre nell'istituto superiore che frequentava Anna si vedono le bandiere a mezz'asta listate a lutto ed è stato osservato un minuto di silenzio. In tutte le sedi dell'istituto alle ore 11 è stato un momento veramente molto partecipato da parte di tutti. E naturalmente l'istituto anche sta provvedendo ad annullare le manifestazioni che insomma erano nel programma in questi giorni. Criscione, insegnante di Anna al primo anno, la ricorda come una ragazza solare, sempre disponibile ed energica. Era una ragazza molto solare, molto energica. La sua energia e il suo sorriso colpivano subito tutti. Metteva veramente tutto il suo impegno in quello che faceva e in quello che stava facendo.
Anna Chiti stava lavorando senza un contratto di lavoro, lo riferisce l'ANSA dopo il consiglio di un'amica che aveva fatto lo stesso lavoro per un periodo l'anno scorso. Era stata ingaggiata da qualche giorno dallo skipper del catamarano, che a sua volta fa capo ad una società, per una sorta di prova. Nelle prossime ore arriverà alla Procura di Venezia un rapporto dettagliato sulle indagini finora svolte. E l'inchiesta per il delitto di Chiara Poggi rompe anche a Venezia. Domani infatti sarà sentito il fratello Marco, che attualmente vive a Mestre. Lo ascolteranno i PM di Pavia, che verranno in città appositamente. Contemporaneamente in procura a Pavia saranno interrogati anche Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara e Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi. Il fratello di Chiara probabilmente verrà sentito al comando provinciale di Mestre o in un'altra caserma dell'Arma. Ed ora siamo alla politica amministrativa Eraclea. Conosciamo Flavio Perin, uno dei 4 candidati sindaco alle elezioni del 25 e 26 maggio. Mi candido a sindaco di Eraclea perché credo che questa città meriti un'amministrazione nuova, onesta, competente e vicina alla gente. Inoltre lo faccio per i miei figli, per le nuove generazioni e per le persone più fragili. Non sono un politico di professione, sono un normale cittadino che ha deciso di mettersi in gioco per amore del proprio paese. Lo faccio con una squadra di persone serie, professionisti che condividono come me valori, impegno e visione. Flavio Perin, 46 anni, con la lista Eraclea Insieme si cresce, è uno dei 4 candidati sindaco nel comune in cui l'ex sindaco Mirko Mestre rimase coinvolto nell'indagine per camorra e in cui è stata sfiduciata lo scorso dicembre la sindaca Zanchi. 3 le sue priorità. La prima è migliorare la qualità della vita dei cittadini, che significa avere più cura del verde, delle strade, insomma del territorio. Vanno creati spazi di aggregazione per i giovani, i meno giovani e per le associazioni. La seconda priorità è l'ascolto. L'amministrazione deve ascoltare le necessità dei cittadini e deve essere a servizio dei cittadini. Infine dobbiamo migliorare lo sviluppo economico. Geograficamente ci troviamo tra 2 potenze turistiche e dobbiamo almeno essere al loro livello. Eraclea ha grandi potenzialità inespresse e vanno valorizzate. Perin ha messo insieme una squadra composta da persone alla prima esperienza politica. I cittadini di Eraclea devono votare noi perché siamo una lista nuova, senza legami con la vecchia politica. È vero, non conosciamo ancora dall'interno la macchina amministrativa, ma abbiamo le competenze per imparare e la determinazione per governare bene, con onestà e responsabilità. A Venezia il cardinale Ravasi, una delle figure di spicco della Chiesa italiana, racconta in una nostra intervista esclusiva i giorni che hanno preceduto l'elezione del nuovo pontefice. A Venezia per una lectio magistralis sul tema del silenzio, invitato dalla Procuratoria di San Marco, il cardinale Gianfranco Ravasi, una delle figure più eminenti della Chiesa italiana e non solo, e del panorama culturale internazionale, ha raccontato anche i giorni precedenti al conclave in una nostra intervista. Era molto sorprendente per noi europei ascoltare, per esempio, il cardinale di Singapore o il cardinale di Wellington o il cardinale di Santiago del Cile, cioè figure che avevano esperienze molto diverse, o il cardinale di Kinshasa, che riuscivano in quell'occasione, sapendo che tutto il collegio cardinalizio ascoltava, riuscivano ad esprimerla. Ecco come il cardinale Ravasi presenta Papa Leone XIV. È sicuramente la persona, credo, che riesce da un lato a raccogliere l'eredità di Francesco, però esponendola in una sua maniera propria. Lui è una persona molto mite, molto dolce, anche se è, dal punto di vista della sua formazione, è anche una formazione rigorosa, filosofica e matematica persino. L'arcivescovo emerito, creato cardinale da Papa Benedetto XVI, fu tra i cardinali rettori nel conclave precedente che elesse Francesco, con un aneddoto che riguarda proprio Venezia. Da un lato era il vostro patriarca, che allora era arcivescovo di Milano, cardinale Scola, e dall'altra parte Bergoglio, l'arcivescovo di Buenos Aires. Quindi già c'erano 2 figure, e poi dopo lì l'evoluzione è stata un po' più complessa, però in un certo senso il
il conclave. Questo invece sembrava più difficile perché c'era questa molteplicità, questa diversità di orizzonti, di voci. E siamo arrivati davvero al termine, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.